insieme ancora una volta. Abbiamo il piacere di avere in studio Fabrizio Ferrari, docente universitario, collega giornalista, autore, fra le altre cose, di un recente saggio, di uno studio dedicato a Bonaventura, detto Ventura Ferrazzutto, sottotitolo Una vita per la libertà e l'antifascismo. È ancora fresco il ricordo, insomma, della ricorrenza del Giorno della Memoria, e qui ricordiamo una persona importante dell'antifascismo, in particolare veneziano, che visse comunque sull'asse Venezia-Milano e che venne internato a Mauthausen e morì nel 1944 nel castello di Hartheim. Bonaventura Ferrazzutto è anche lo zio del nostro ospite, per cui insomma, la ricerca ha avuto anche un aspetto umano e familiare importante. Certo. Allora, raccontiamo chi fu. Allora, Ventura Ferrazzutto fu un giovane di una famiglia veneziana che gestiva una trattoria in Calle dei Fabbri. Era una famiglia numerosa, erano 7 ragazzi, 3 maschi e 4 femmine, e lui dopo le scuole elementari frequenta l'istituto tecnico e diventa un bravissimo amministratore. E lavora alla cooperativa dei pesatori veneziani, tiene la contabilità, poi diventa segretario di Giacinto Menotti Serrati, che era il segretario della Camera del Lavoro. Entra tra i giovani socialisti e incomincia a fare attività politica. Devo dire che Giacinto Menotti Serrati era un personaggio molto importante, perché di lui Antonio Gramsci dirà che nessun esponente della sinistra in Italia era stato amato come Giacinto Menotti Serrati. Poi Giacinto Menotti Serrati nel 1914 va a Milano a dirigere l'Avanti, il giornale dei socialisti, e Bonaventura Ferrazzutto nel 1915, con un provvedimento del questore, viene espulso dalla città perché pacifista, antimilitarista e neutralista, e quindi deve abbandonare la città per questo provvedimento del questore. Prende le valigie e va a Milano, dove c'era Giacinto Menotti Serrati, che lui conosceva bene. Approfitto per ricordare che comunque la città Venezia ricorda Bonaventura Ferrazzutto con una pietra d'inciampo. Esatto. Sono quelle, esatto, non so neanche io come chiamare, quei ciotoli in materiale ferroso che si trovano laddove visse una vittima del nazismo. Va a Milano e a Milano diventa direttore, nel 20 viene nominato amministratore dell'Avanti e rimane fino al 1926. In questo arco di 6 anni il giornale viene bruciato 4 volte. E nel 26, con decreto di Benito Mussolini, il giornale viene chiuso e lui, dopo 2 anni alla SAF, che era la società che gestiva le edicole nelle grandi stazioni italiane, viene assunto da Angelo Rizzoli, che lui conosceva bene perché la Rizzoli stampava il calendario che veniva dato ai lettori dell'Avanti durante le festività natalizie. E alla Rizzoli costruirà la Rizzoli Periodici, che è stata una grande casa editrice di questi giornali, questi settimanali, e poi spingerà Angelo Rizzoli nella industria cinematografica, e nel 1934 farà uno dei primi film parlati in lingua italiana, La signora di tutti, La signora di tutti. Alla Rizzoli assumerà Enzo Biagi, Mosca, i grandi giornalisti dell'epoca, e tra il 1930 e il 1940 raccoglierà fondi per sostenere il Comitato di Unità Antifascista che era a Parigi, e quindi spola tra Milano e Parigi per sostenere economicamente il Comitato di Unità Antifascista. Devo dire che nel 1934... Tutto ovviamente clandestinamente. Ovviamente.
Ecco, nel 1934 lui fonda poi la Chimico Galvanica con Viotto e assumerà Lelio Basso alle sue dipendenze come capo del personale, e questo lo ricorderà sempre Lelio Basso. E quello che è importante è che a un certo momento, nel 1943, lui fonda il 10 di gennaio il MUP, un movimento di unità proletaria, con Lelio Basso e con altri a Milano, e succede che una amante di Viotto, la Colombini, che viene sostanzialmente, interrompe questo rapporto affettivo che aveva con Viotto, va dalla Gestapo e denuncia che nella casa di Ferrazzutto in via Locatelli 5 si riunivano gli antifascisti. Il 26 di novembre avviene un rastrellamento, lui viene arrestato e portato nel carcere di San Vittore a Milano. Starà a Milano 99 giorni nel carcere di San Vittore e doveva essere scarcerato, mentre una guardia carceraria per 25.000 lire libera un altro e trattiene lui nel carcere. Il 4 di marzo del 1944 viene portato alla stazione al binario 21 e parte per Mauthausen, dove arriva il 13 di marzo. Il 13 di marzo gli viene attribuito numero matricola 57579 e lì vivrà la tragedia del campo di sterminio. Farà parte del Comitato di Liberazione Internazionale, ci saranno 5 italiani che faranno parte di questo Comitato di Liberazione Internazionale che alla fine produrrà la cosiddetta rivolta dei russi, che alla fine consentirà a alcuni di fuggire. Lui ovviamente non riuscirà a fuggire, era in condizioni fisiche abbastanza precarie, e il 4 ottobre del 1944, con il famoso pullman azzurro di cui parla Giuliano Paietta, verrà portato nel castello di Artheim e lì uscirà per il camino. Sarà la fine di un combattente per la libertà, la tragica fine. Ecco, se non fosse appunto dramma, la storia e la fine di un uomo sembrerebbe quasi un romanzo, insomma, c'è Esatto. alcuni aspetti, il tradimento della donna, il secondino che si vende per pochi denari. E a leggere le note che mi sono state fornite, una cosa ho imparato e non sapevo, perché pensavo che l'antifascismo fosse legato ai partigiani e, se volete, alle staffette, alla solidarietà clandestina, mentre invece da quanto è scritto traspare che c'erano dei veri e propri nuclei di resistenza che agivano all'interno, ad esempio, di un'azienda come la Galvanica di Milano o la casa editrice, insomma, certo. Erano delle realtà importanti anche dal punto di vista imprenditoriale. Esatto. Questo nucleo importante che c'era a Milano, addirittura i redattori, quelli che erano i redattori dell'Avanti, avevano costituito il centro raccolta notizie. Questo centro raccolta notizie era molto importante perché forniva al Comitato di Liberazione Nazionale le informazioni che non esistevano nel paese. Loro ascoltavano Radio Londra, avevano tutta una serie di informazioni che gli giungevano e li davano al Comitato di Liberazione perché potesse organizzare il proprio impegno. E devo dire che una cosa molto importante, che il quotidiano, i giornalisti
dell'Avanti hanno dato il più importante contributo di vite umane nella lotta di liberazione nazionale. 34 giornalisti sono morti per la nostra libertà. Grazie. Per concludere e ricordare, segnalare la memoria presente, la pietra d'inciampo dedicata a Bonaventura Ferrazzuto dove si trova? Si trova in Calle dei Fabbri, 4137, proprio all'inizio di Calle dei Fabbri. La Calle dei Fabbri è vicino al Cinema Goldoni, nel Teatro Goldoni, si imbocca la calle e 50 metri dopo l'inizio della calle c'è per terra questa pietra che testimonia che lì è nato ed è vissuto uno che è morto nel campo di sterminio di Mauthausen. Grazie a Fabrizio Ferrari, docente universitario, giornalista, grazie per aver ricordato la figura, come si usa dire, ma è vero, la fulgida figura di un antifascista veneziano, Bonaventura Ferrazzuto, nato nel capoluogo lagunare nel 1887 e morto nel castello di Artheim per mano nazista nel 1944. Grazie. Grazie. Alla prossima.